Eccoci qua, voglio buonasera. Buonasera a tutti, guaglioni belli. Scusate, voglio che tengono poco una voce rauca perché sto parlando a 4 giorni consecutivi e voi sapete, qualcuno di voi sicuramente lo saprà perché ci siamo incontrati a Comic Con e quindi tengono poco questa voce alla come nutranza, non lo so perché poi alla Mandalir, non so se vi ricordate la Mandalir, il trans, che uscito, la faceva che canzone, non mi ricordo manco che canzone faceva comunque la voce di un trans, quindi scusatemi a priori per questa cosa, a prescindere. Allora, detto questo, stasera non ho preparato un fogliettiello, perché? Perché praticamente ho chiamato più cazzo, che hai dato di preparare questo su fogliettiello e scriverti, no, ma stasera ho un tipo un po' più tecnologico e leggerò i saluti da Facebook, no? Ci provo, tanto che cazzo, sono vicino a questo compito, penso che qualcosa mi sarò imparato. Allora, saluto per primo a Francesco Masuccica che l'ho conosciuto ieri finalmente a Francesco che dice sempre Fabio fammi un saluto particolare che addirittura che viene dal tuo cuore dice guarda io a Francesco lo voglio bene perché se prima non lo conoscevo poi ieri l'ho conosciuto e un guaglione proprio sfezioso veramente un po' mi somiglia pure mi somigliano proprio come si paressero fratello come piccolini quindi lo saluto veramente lo voglio bene ieri sono stato veramente quasi tutta la pomeriggio insieme là al Comic Con e quindi voglio bene. Aisse è pure un frate che l'ha accompagnato, lo ringrazio e saluto poi. Dice, stai più, mamma, vedi, non mi scorda nessuno, non vi preoccupate di me, leggo tutto quanto, no? E voilà. Andrea Anniballo, pure lo saluto a lui che l'ho conosciuto pure ieri, no ieri, ho conosciuto, è stato 4 giorni Comic Con Andrea, che è un testimone dicevo, non sai a cosa si è vestito, ogni giorno venevo con una camisa diversa e una cravatta diversa, però pareva sempre un testimone dicevo, nonostante cambiasse le cravatte, pareva o un testimone dicevo o chi chi sono sempre testimone dicevo, l'americana, che cammina miezza visa che ogni tanto cagano cazzo, però sono anche simpatici, però se non non mi dico, comunque parlo di là, Andrea se uno di quelli là, infatti non ci capito ancora che cazzo si è vissuto, ce lo farà sapere lui in chat perché non l'ha già capito. Poi ci sta più, Enzo Prisco lo saluto, Enzo Prisco che non mi ricordo se è venuto comico, no? Sara Dion che oramai è un pezzotto da Dior per me, la ricordo così, Luca Laringe, Michele Centanni, lo saluto, Giussi De Gais, Emanuele Calmo che non ci capito stasera se avrei messo in su, se avrei in diretta comunque lo saluto stesso, e Cristian Amoroso. Poi ci stanno altri saluti da fare che sicuramente stanno in da chi stu commento qua, eh? Ok, aspettate un momento, voglio chiappare tutto quanto, non voglio fare brutti figure e voglio salutare tutto quanto, voglio mi dici niente. Allora, mostra commenti precedenti, facevo poco tecnologico stasera, ma ci imparare, poi sempre di le carte che veramente allora, Elio De Rosa, Roberto D'Aquino, Matteo Villani, Alex Stabiese, veramente c'è un bacio e un abbraccio. Alex Stabiese che è venuto a Castellammare di Stabia, pensate un po' per venire a trovarci al Comic Con e io veramente alzo le mani, voglio Castellammare di Stabia non è che stare lui, che è un attimo, non so, poi faccio sapere quanti chilometri su perché non lo so. Chi ci sta più? Daniele Mette, lo saluto e dice stasera, proprio perché io prima se indeciso si voleva fare live perché sapevo che c'è stato medio in giù, no? Ci pensarci, fammi se vogliono sapere medio in sud, allora sai, va preso solo come lo struzzo e quindi mi dispiaceva. Oggi ho fatto un attimo su sondaggio, però per fortuna avete scritto parecchio. Daniele hai fatto stasera, io lo saluto. Carmen Savasti, la saluto. Raffaele Reccia, poi c'è sta Marilena D'Alessio, Nicola Bencivenga che le Forza Azzurri, che sei riuscito a commentare per primo nella diretta di YouTube. Poi c'è sta Marianna Iodice, Vincenzo De Lucia, Antonio Martusciello, grande Antonio, lo saluto. Luigi Bosso, grandissimo Luigi Bosso, che pure ha incontrato Comic Con, ma non era capito che erissimo, diciamo, e sono rimasto male perché l'ha già salutata così, uè, ciao ciao ciao, per non era capito che eri tu Luigi Bosso, allora mi chiedevo, ma quando cazzo Luigi Bosso che ci sta Facebook, però non mi ha imbarazzate, vabbè. Poi ci sta più. Mattia Giglio, Francesco Pellegrino, Ciro Esposito, Fabio Sivero, lo saluto pure a lui, Manuel, come si chiama? Manuel Napoletano, si chiama, scusa, non Napoletano, Pascale Martusciello, il figlio di Antonio Martusciello, Giulia Di Bitondo, che mi perché capito cazzo, Gallo, Antonella Sorbolino, la saluto, ci ha fatto pure un video, se non mi sbaglio, Antonella Sorbolino mi hanno fatto fare un video per salutarla, e Alberto Archetti, Gennaro Pannone, Michela della Ragione,
Francesco Masucci, no, già ci saluto, Dario Carrozza, Alessio Perrotta, grandissimo, lo saluto, Andrea Catalamaro, quando cazzo ne siete, proprio una cifra, Gabriele Uccilli, Francesco Veneruso, Giuseppe Angelino, Raffaele Alboreto, Antonio Pellegrino, dice sta chiuso, Salvatore Romano, che è una casa caruta veramente unica, e chi se no, oh, poi ci sta più Riccardo Simonetti, basta, già ci saluta tutto quanto, veramente 5 minuti di saluti, una cosa pazzesca e tremenda, ma a me mi fa piacere perché così mi è meglio. Allora, andiamo a vedere un attimo, ci sta in diretto, addirittura già sta Nisciu, non vedi i commenti, per la prima volta non vedi i commenti nella... fammi riavviare la pagina, perché sennò cosa fa? Scusate un attimo, sto parlando solo come un struzzo, può essere pure che ci faccio 5 minuti a parlare solo, mamma mia che paura, insieme a Maronna, voglio, anzi fammi se mi ha scritto qualcuno, perché va a finire io veramente come sto parlando. Ah, pure a me, eccomi, Lorenzo De Angelis, no, lo saluto, ma solo in diretto, tengo una paura, sto parlando solo, perché non ci stai commenti, un po' di tutto, scusate per un momento, ma ne esce tutta... Aspetta, si stanno caricando, si stanno caricando, no, perché sono chiuso convinto e sparato su YouTube a vedere i commenti, e invece non ci stanno, chi lo sa. E quindi tengo un attimo su timore, questa paura, questo timore che io abbia parlato per 5 minuti da solo, e mi sto preoccupando, mi sono abilitato, mi sono proprio abilitato. Allora, sta facendo caricamento in corso, prima che succede? Intanto, se qualcuno di voi, ma non tutti, perché se no si capisce, anzi, Lorenzo De Angelis, proprio a te, Luca, tu che ti saluto pure a me, Lorenzo De Angelis, scrivimi su Facebook, sì, mi state vedendo. Ok, sta in diretta, ma la sa si trovi, si è a posto, non scrivi tutto quanto che siamo a capisci di più. Ok, ma non mi salutate nemmeno, scusa, mi sa si trovi se stai salutato, ma stai salutato mo'. No, e io l'unico problema che tengo è che chi non l'hai capito un attimo per i commenti. Ah, ecco cosa sono uscito i commenti. A posto, mi sono uscito i commenti. Per un attimo mi sono cagato proprio sotto a crecca. Se la Maronna ci fatto su sti saluti 3 ore soli a parlare come usciamo, ma si può a voler. Allora, no, infatti, non mi voglio dimenticare che in chat qualcuno ma ci saluto. Antonio Pernice, Luca, Nasti, aspetta, mo chiappa qualcuno perché mi pare brutto non salutare, Mario Cantone grandissimo, e tu scusami, se vuoi scusami, e Ciro Morbillo, importantissimo Ciro Morbillo. Benissimo, io penso di aver salutato tutti quanti. Allora, andiamo a vedere chi ci sta in diretta, chi ci sta. Allora, 56 spettatori intanto, fa piacere, fa molto piacere. Eccolo qua, andiamo qua. Alessia Enigma sta in linea, c'è chissà che sta in memoria, Ervando, sa si trovi Servando o Pillestra Mila Schiatta, non da chi cazzo sta in memoria, non lo so, all'improvviso. Vabbè, agendo di ciao, buonasera tutti quanti, ok. Genetic dice, Fabri, non so se ti ricordi, sono quello del Comic-Con, quello che ti ha dato quella cosa, te la vuoi mettere mo oppure no? Decidi tu se deve restare ancora un segreto. Non hai capito che cosa, che mi ha dato quella cosa. Ma che mira, ma perché mi hanno dato con un sacco di cose, però non so se tu stai riferendo a che la scheda dell'MD, può essere che è quella là, che la carta dell'MD, che mo mannaggia morto non tenga a presa, tenga aiutato la draga, la casa che è lontana, no? E quindi, però penso che quello non si può dire tranquillamente, perché se è quello, dovete sapere che Genetic, c'è il suo nome Genetic, ma non credo che si chiama Genetic, chissà come cazzo si chiama, però sa chiamata Genetic Kangop, mi ha portato delle carte che io non so come ha fatto a stamparlo, con queste carte che sa che è dell'MD, e poi nata che la faccia mia, faccia mia, a fotoprofilo mio, e quindi mi ha fatto assai piacere. Poi c'è stato qualcuno che mi ha portato sotto la cioccolata che si chiama tipo New Cream, cioè proprio non l'ho vista mai nemmeno io sono un grande esperto per sotto, veramente, la prima volta che avevo New Cream, e poi ho portato una Coca-Cola Ice Cola, che tra l'altro a grande casa caruto mi ha disputato là di Nintendo Comic. Vabbè, comunque mi ha fatto piacere che me l'ha portato perché mi ha fatto ridere. Poi c'è stato anche chi mi ha portato, no, sì, guardando oggi, guardate, scusate, intanto tengo una Casato Teo, che scusate la parentesi, ma è la prima volta che assaggio Casato Teo, è una bomba, perché oh, perché io sto a cazzo ci mettono no? Oggi mi ha avuto tutta questa cosa di Casato Teo. Vabbè, detto questo, mi ha scusate che il cazzo dice, detto questo, Steven Guaglione che mi ha fatto venire perché mi ha portato una Casato Cola che mi sono bevuto perché era quella là piccolina che a me piace, e poi mi ha portato una Casato aranciata, e addirittura voglio una cosa che non dimentico mai, mi ha fatto firmare l'autografo in coppa Casato aranciato, cioè, proprio il massimo della, diciamo, la vita, no? Perché cioè,
per me a filmare un'auto, un coppa una casa d'aranciata, non lo so, è un top proprio, un top, un top. Vabbè, andiamo avanti perché non mi voglio proprio, non mi voglio proprio soffermare, non voglio, cioè, voglio leggere tutti quanti. Allora, qui ci sta Alessia Nicola, cioè si sono persi 10 secondi all'inizio della live, super, mi dispiace, ma non sicuro, non lo so, so vedere come stai parlando un po'. Antonella Sorbolino, salutami, sì, l'ha già salutato già. Dai, mette, c'è buona se vengo da 4 live di stop, addirittura, che io non ti ho squalificato per 4 live, saranno stati problemi tuoi, non ti preoccupare, la gista roba, sei un grande, vabbè, perché sì, è inutile che lo dico, però il live, veramente, caso mi vi perdisse, rimangono registrate su YouTube. Usarci già qualcuno stai dicendo, cazzo dici sempre, no, ma non dico, se ogni tanto lo dico, può fare tutto, qualcuno è capace che non so, lo devo dire, non lo so. Allora, Tamarro, questo sembra qui, Tamarro X3333, vabbè, ti ricordi di me Vincenzo Romano, dammi un indizio, una cosa che hanno fatto insieme, qualcosa, cioè, dammi un indizio, perché Vincenzo Romano è un nome che ce ne stanno un attimo, sto rinnovando i commenti. Luigi Bosso, io pensavo che mi avevi riconosciuto di girata da mano, pure la mano home, no? Ma pure cioè, io non sempre la mano home, cerco di mano uomo, la mano home è quella là tosta, non piace pure a me perché stanno i scetti da proprio, in supporto. Oh, no, pure io girata da mano, però non avevo capito che eri tu, perché poi non è che io, a tutto quello che mi scrivete, ma che fotografie, quindi non collego bene i volti con le invece dice guardi solo Luigi Bosso per esempio. Dice, wow, Luigi Bosso che mi ricordo che ci scrivimmo e quindi mi ricordo il nome e cognome, però se tu non me lo dici che poi non mi tenere ma mi dire se tu mi era la mano e tenere mi facevi parlare sempre a me cazzo hai capito? Allora se mi dici che chi eri tu infatti mi è proprio dispiaciuto questa cosa perché tu Cuttenzi, mi stai mai cazzo diceva, mi ricordo che ci volevo fare il papa e non ci ho scelto una prima. Fu una voto raduno un turista e quindi questo fatto mi è dispiaciuto. Dopo, comunque non mancherà l'occasione perché veramente è stato bello, ci siamo divertiti, quindi io non vedo l'ora già di fare un nato incontro, un nato raduno, facciamo passare poco di tempo perché sennò proprio ci dicevo che cazzo ci rimettivo. Allora, vabbè, come detto questo, Mannanz, Alessio Enigma, cioè, se non esisterebbe l'MD che ti penso, ma ancora l'MD, voglio pigliare a pacca, mi abbiamo parlato 4 ore, no Comic Con c'è stato un pomeriggio, tra proprio come ricordo, che si è parlato solo dell'MD, voglio a un certo punto, cioè, ma qua veramente stiamo facendo, venissimo là che si è questa azienda B-App, no? A città, ma io super fa così qua, ma io parlo solo dell'MD, cioè, a un certo punto era diventato proprio un soliloquio dell'MD, cioè, mi sa parlare solo dell'MD, poi ce l'abbiamo sempre parlato qua in da diretta, però proprio dal vivo ne abbiamo mai parlato, quindi è stato anche un sogno comunque parlare dell'MD. Allora, Ilaria Gallo, tu che bella tiene, ti voglio bene là, mi fa imbarazzare, però mi dici sì, complimenti perché poi mi imbarazza. Vincenzo De Lucia, Fabri, per mezzo il mio amico Ciccio Bello Antistress, grandissimo Ciccio Bello Antistress, che sarebbe un ragazzo che è venuto anche lui al Comic Con, era belli gli attugielli, no? Però paciocco, no? Quelli là belli dolci, e stava Panzulello, no? Bellello che mi piaceva i chat qua, no? Perché parevi l'antistress, il pallino antistress era un sacco, no? A decenni, e quindi per me quello era la pallina antistress. Ho cominciato, no, ho cominciato a dire, no, assolutamente non te lo permetto perché si che cazzo così si fatto si ballille, che si fa cioccone, non perdere la tua paciocchezza. Andiamo per i commenti che ci sono Francesco Veneluso, buonasera onorevole, addirittura scoppia hardware, comunque puoi viaggiare se vedrai un MD e Cerone dovrai pensare, ma manca a farla post un amico mio di Facebook Nicola mi ha mandato una fotografia veramente che la macchina l'ha scattata perché se viene in viaggio e Fabio anche in viaggio ti penso perché praticamente ha fatto la fotografia all'MD ma queste cose tutti uno a me mi arrivano le fotografie all'MD ovunque i selfie con l'MD, i busti all'MD fotografati tutto vabbè comunque adesso Alex Stabiese come no Alex t'ha già nominato prima sono Alex Stabiese scusa tutto bene mi hai fatto davvero piacere vederti dopo 3 anni ma pure a me perché anche con te ci scrivevamo da anni da 3 anni appunto e per la prima volta ci siamo visti quindi è stato, per me è stata un'emozione. Guarda, io lo dico proprio sinceramente, perché cioè, vedere pure a Vuli no, dal vivo, per me è una cosa, è stata proprio una cosa emozionante. Quindi è stato proprio, questi 4 ore mi sono proprio divertito. Cioè, mi sono stancato un po', che sono stato all'est online da chiuso
È stato proprio bello. Salutami Tony Cefalo, saluto Max Sender, chissà si chiama Claudio, hanno buttato, c'erano una città, ma hanno buttato. No, ma hanno buttato solo casa da quello che casa da aranciato e piccioccolata fava, se qua, come si è fatta così. Sta. Vabbè, mannaggia che commento. Max Sender, c'era come si chiama sotto la Red Bull, Blitz, che tra l'altro si chiama Blitz, veramente, sto scherzando, e me l'ha già avuto. Me la sono bevuto il secondo giorno che ho fatto Festivo Comic-Con, ma da credere, voglio, anche buona come gusto, però a un certo punto, ma al posto di mettere le ali, come fa la Red Bull, mi ha fatto abbattere, cioè, una cosa incredibile, cioè la fava Zoom che era presente in questa bibita ha fatto sì che io mi abbattessi, capito? Al posto di mettere l'energia. Allora che sono fatto un jet pure quando ho detto la. E infatti voglio un po' pigliato colore, ma vi dichiaro questa cosa che parecchi lo sanno perché Stefano Annanz è presente. Poi mi hanno offerto una Red Bull e sinceramente me la ci voluto, so che voi mo dall'altro lato stai dicendo, ce lo sa la Red Bull, maronna. Pure io pensavo che a mo tornavo a casa mi sentivo male, no? Perché comunque non c'è mai avuto un prodotto originale, non mai, voi lo sapete che io non ho uso prodotti originali, mo va a cagare sicuramente mi sento male, ci ospitare una lavanda gastrica, no? Perché, sai, questa cosa, e invece io questa Red Bull che mi c'è voluto là di Juve, cioè aereo, mi ha fatto sentire proprio aereo, mi sentivo un odore, all'improvviso parlavo su, pareva una radietta, parlava che alla cucina, bello, invece la cazzo è blitz all'anime diversa che c'è a battere, e allora no, perché allora oggi capite che se la Red Bull la fanno con le, come si dice, la taurina, la sostanza taurina, come cazzo si chiama, costrutore, no? Allora su Blitz come la fanno? Che su Sandra Muc, è perché veramente è secondo me sì, perché è proprio è pezzuttata, capito? È buono pure lo stesso gusto quasi, però poi ti fa proprio a casciare, quindi voglio un po' consiglio sta Blitz. E vabbè, detto questo, con pessima giù, una Coca-Cola zero, voglio che là ti regalavano, e che va a fare? Scusate, scusate, lui mostra a chi lato la zaiwa, c'era una pezza cava, Red Bull, la Coca-Cola, non è che ci pensa che regalavano, voglio, allora perché lui per esempio all'MD, perché si sparagna, no? Allora poi quando ti regalano e cosa? Allora scusa, allora, va buona, una Coca-Cola tantella, piccolina, zero, ma non c'è voluta giusto per fare un sorso, quindi non mi piace. C'è anche Roberto Gallino collegato, sono nato prima io o le lampade? Questa è una domanda che si pongono tutti, è come quella domanda chi è nato prima, l'uovo o la gallina? Questa è una domanda che non lo so, questo è il quesito di questa sera, poi rispondete anche voi a questa domanda, io non lo so. Allora, chi ci sta più? Genetic, cioè sono quello che ti ha regalato quella cosa che si mette al braccio. Non voglio dire cose, se no Scilo cosa devi fare, se non è un seguito ancora te lo vuoi mettere, poi per favore sono Gabriele Ceruto. Ma Gabriele, ma che cosa metti in tuo braccio, scusa? Ci capito, troppo. No, si può dire tranquillamente, non ti preoccupare, anzi, grazie Gabriele, perché Gabriele dovete sapere che è venuto vestito, non mi ricordo buona che stile così, però praticamente teneva questi tatuaggi finti che si mettono sulle braccia, no? Sono tipo casette, no? Come fossero delle casette che tiene pure quello che fa Made in Sud là, come si chiama? Pasquale Palma, quando faceva un pezzotto Clementino là, l'imitazione, e quei tatuaggi finti sulle braccia. E Gabriele è stato gentilissimo perché me ne ha regalato uno, e io veramente voglio bene, e che probabilmente userò per fare una parodia già fa, capo una parodia da scica, a tengo proprio, una bella parodia, e quindi lo ringrazio, Gabriele, ti ringrazio assai, veramente, scusami se non mi ricordavo, sì, infatti ti ricette canzoni, ma ne canzoni un po' dicono non a quando c'è dice, siamo pure scudati, comunque ti ringrazio. Cristian Palumbo, c'è lo prossimo raduno facciamo a Surrienda addirittura, fosse bella a Surrienda, fosse. No, io ho promesso veramente che nei prossimi raduni, ma non da solo perché probabilmente si parla solo di Mussolini, però volessi fare un raduno con Raffaele, con Anthony Galeotto, con tutto quanto, con Camille Migliaccio, con Diego, con tutti questi qua che si minavano, facciamo i video, volessi veramente pigliare e andiamo a fare un raduno a Salerno, andiamo a fare un raduno a Pallina, e andiamo a fare un raduno a Caserta, perché ci sono tantissimi ragazzi che mi scrivono e penso che scrivono pure a loro sicuramente e dicono voglio io là a Basci Mozzoni perché ovviamente a Napoli non è che stare tu week, no? E quindi sarebbe bello unirci tutti quanti e gli qualche volta a Caserta, e queste province dove comunque stanno un sacco di vogliono che si guardano i video, quindi lo faremo sicuramente. Allora, proprio chi sta Renzo Devil
C'ero saluta Renzo e Milena. Ciao Renzo, ciao Milena, vi saluto. Vabbè, chiamare tra camera, rinnovi i comment, già l'ho salutato Renzo e Milena, vabbè. Antonio Caperchio, Coca-Cola zero gusto, Coca-Cola zero calorie bere per credere, guarda, ma non sputavano in terra. Ah, perché no, chi è che là se non stand così, no, mi regalavano questi qua, quindi alla fine, il primo giorno che hai detto là, c'erano qua i pazzi, dicendo, non resistetti, ma vabbè. Ah sì, Renzo Max dice arancino, che sarebbe Pasquale Palma che fu Cozzotti Clementi, si chiama arancino, non mi ricordavo. Raffaele Alborito, c'era un tradito l'MD, dice manco solo che fai un questo mai, non esageriamo, io si segreta perché voglio bene, perché stiamo in una certa conferenza, perché oramai ci conosciamo, se ci dividiamo sempre quest'oretta il lunedì, però non esageriamo, non bestemmiamo perché io a Conad non ci metto bene, quindi questo lo sapete, a parte che secondo me non mi fanno manco trasì, ma anche se io volessi, no? Non mi fanno, quindi non diciamo eresie, non bestemmiamo. Forza Azzurri, si viene a fare un raduno a casa al nuovo, ti do la mia parola, ti faccio una spesa gratis all'MD non solo a te, ma a tutti i compagni, la faccio, tenuto un po' cash a disposizione, allora guarda, penso che rimane mai diciamo venire a casa nuova, a me è una sfida di persone, a dormire lui, che se ci fa spesa tutto quanto, penso che ci venimmo volenti. Max Ender padiglione 5 stand B-Up, questa è stata una cosa incredibile. Io stavo a questo padiglione 5 allo stand B-Up, allora parecchi e loro mi hanno scritto, c'ero, ma io sono rimasto male, perché sono proprio rimasto malissimo, mi hanno scritto, c'ero mai indagine trovata, ho fatto padiglione sotto in coppo, ma rustico, ma su stand PA rustico, ma razzistico, ma che marosca, e di me sono stati 5 ore all'erta là, vinta, cioè, e voi sapete che mai visto stare insieme, ecco, ma come cazzo state fatta non mi trovate, cioè, voglio capire, ma io voglio capire come, o vero che un padiglione è gusto, quello che vuoi tu, ma comunque chi è un padiglione, ma su già pure mezz'ora, ma voglio mezz'ora tu fai sotto in coppa, tu scindi, tu sai, fai, ti fidi pure in macchina, cioè, già, mi ha trovato forza a me, voglio, ma che cazzo, non è che sono venuto a non mettere su bandava, però, cioè, come ti fai a non mi vedere? L'unica cosa, l'unica giustificazione che avevano chi non mi ha trovato, e a me mi dispiace che mi ha trovato, voglio vedere, è sul fatto che ancora a stu cazzo stand, stu cazzo via, si è scritto tanti lui, cioè si è scritto a poco di con binocolo, vabbè, però quasi tutti gli stand stavano scritti piccolini i nomi degli stand, però quello che dici, ma nasce morta fa, e ma io la trovavo fuori, perché chi l'era rubato di più, ma io non ho capito come è potuto succedere questa cosa, a me è stato un dispiacere enorme, perché c'è stato chi è venuto a Ischia, c'è stato chi veniva a Caserta, cioè, a me questi guaglioni a come è proprio dispiaciuto, mi devo vedere, e magari già fa, io non potevo fare, cioè che non potevo fare. Comunque vabbè, sta si trova, dicevo mai capito o no, che all'MD faceva spesa, mi hanno dato 3 grattine che sono pensato la sì, questo è vero, 10 giorni fa, adesso va a fare una bella spesa, infatti, ma io cazzo faccio a fare questo concorso che non manca la patente, sa sì, e già c'è la città, ecco, faccio, fatto fatto che secondo me è vero proprio che, cioè, mo l'MD mette a disposizione la pesce, cioè, ma da che mondo è mondo l'MD, può essere magari l'MD, con 500 ti può dare, con motorino arrubato, con bicicletta a puzzuttare, ma non è che ti può dare pesce, cioè, pare che non conosciamo Andrea Attanasio, vabbè, visto che non l'hai voluto fare, rimane a live, ma sto prendendo mi detto che cuffia all'orecchio attaccato al tablet per ascoltare l'anima della casa caduta, e guarda, ma cosa fa? Scusate, allora io mi sono messo proprio a disposizione la città, io decidete voi, perché ho muoio pure i mezzi, no? Vedete voi, si dicono no, c'è un di ma faccio, la maggioranza ha detto fallo no, e quindi ha fatto, no, ma cazzo, e mica posso fare, non potevo fare come da tutto. Ah, poi comunque intervista al tubo, cioè l'anno prossimo come con Cioccaesamo, tutto quando facciamo i cosplay Roberto Carlini, ma questa era una bella idea che si sarebbe potuta fare, però cioè, voglio, ma te Marina, ma questa Roberto Carlini stato fuori la cava, però Rovola anche del volante dell'MD e cose, sì. Adesso un po' da vina, stavo a casa, la macchina sarebbe, tipo da vina la macchina, la macchina, ci sto volesse chiavi, c'è sta la macchina, la piaciuta, questo proprio pareva. Comunque Sweet IAS 28 si chiama salutami, sono Alessio Romani, ti ricordi sicuro di me? Ho fatto mattina per cercare per 5 e finalmente sono rimasto soddisfatto, mi fa piacere che mi hai trovato grandissimo Alessio, perché questo è il mio piacere, mi ha trovato ma come con qualcuno sparato, ma no, finalmente ma il castigo, ma io mi sono mutato a casa, però ho fatto tutto sotto
sta cosa era proprio una cosa incredibile, è rimasta bene. Ugo Flaminio, cioè, che dico, organizziamo un grande incontro, ha scritto, con tutte le case cadute che non hanno visto Comic-Con tipo io, sei troppo bello da vedere proprio come responsabile della frutta dell'MD, cioè, immaginare la scena al reparto frutta, sì, sicuramente, voglio, allora, io già l'agito, funziona la vita, no? Ma mo c'è stato Comic-Con, datemi un po' di tempo, ma a giugno penso che faccio un bel incontro personale, proprio ci prima, penso che per vicino o ci andiamo a mare, o ci prima fuori all'MD, non lo so, comunque sicuramente lo facciamo perché l'hanno fa, perché si fa. Poi se non venite siete proprio casa caruta, penso che venite, che cazzo. Allora, salvo Sibillo Grande, salve popolo e buonasera Mastro e casa caruta, buonasera salvo Grande. Alex Sabise, Fabri, che ti ricorda la partita tra MD e Carrefour? Che ti ricorda la partita tra MD e Carrefour? Eh sì, perché là fuori per parlare su fatto che mi fanno uno scontro di, cioè tipo un sei nazioni, no, sei nazioni, no, sei supermercati, capito? La Casado Capcom, sì, sì, la Casado Cap ne parliamo là fuori, abbiamo organizzato sei supermercati, sì, Sigma, Carrefour, MD, Conad e Auchan, proprio, cioè, proprio queste sei squadre forti. Noi comunque partiamo, una formazione, abbiamo fatto una formazione, sì, ragionammo, mi ricordo, ragionammo lì sulla formazione dell'MD con tutti i pezzotti, Fragolo in attacco, Casato te sulla destra, Casato Cola sulla sinistra, voglio sempre forte, rimane facciamo informazioni che non sto qui a dire, speciale nonno Beppe a rete, una difesa imperforabile, comunque la lavatrice, Fabio l'altro giorno siamo arrivati al limite, non no, che se non può dire perché l'ha già pubblicato, quindi non si facendo leggere questa cosa, non lo voglio dire, quello è veramente un limite. E che loro la pubblica che la fotografia Peppe Edin, c'ero pure io non ti ho incontrato, ma con me PS però in suo venuto modo di da pacca anche poi parecchi loro scemo come te ma ce non ti ho incontrato, ma come fatti iscrivi no no perché in suo venuto alla Wattici Vincenzo De Lucia Alessio Enigma la Givezza proprio c'è questo commento ma boh la Givezza sì vero Fabio c'ero pure in Ducci di Nuove Clementine è vero c'è sta una canzone che cita la nostra che cita la nostra grande famiglia delle case cadute è vero ma penso che ho capito oramai che mi hanno mandato parecchi loro su fatto che Clementine ha fatto una canzone nuova del suo album che si chiama non so come si chiama Selvaggi e fa il ritornello fa tra una canzone una casa caduta na 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 una casa caduta cioè incredibile una canzone nostra infatti questa canzone voglio io già capito vorrei capire quanto esce cioè nel senso so che è già asciutto sta in coppa di YouTube vorrei capire cioè io penso all'epoca si faceva così ma non lo so che un artista quando fa una tre singoli no tipo il primo poi faccio il secondo terzo questo capi quando è che fa Clementi canzone e il video perché io penso che una parodica ci sta proprio sa da fa però ha già capito la tempistica sul fatto che quando cazzo la mette Clementino come io inizio a scriverla perché questo sa da fa voglio questa è una sua proprio è anche bella poi tra l'altro Ciro Formisano ma c'è stata un'emozione unica conoscerti grande Ciro mi ricordo che ho capito che sei veramente una grande casa caruta ma pare da Airo a dice strunzato tutte e cinque cioè ogni giorno ci sempre più strunzato poi si più scemi me poi a questa cosa mi è piaciuta perché veramente la merda in capo peggio di me questa è la cosa spettacolare io dico che ne ha strunzato un ricitotto come ti dà la coppia cioè, quindi veramente una cosa incredibile a fare l'alboreto cioè come è andata la caccia al tesoro quali erano i premi i premi non erano chissà che cosa perché si vincevano i spillette vabbè però che erano i premi che hanno messo a disposizione però la caccia al tesoro non era proprio una vera e propria caccia al tesoro chissà che cosa io all'inizio diceva ma aspetta pure io, però poi ho scoperto che era una semplice caccia al tesoro, nel senso che chi si scarica questa applicazione, no? Mo già sto pensando di farci la che usando già diciamo, c'era ci fatta che poi là fuori spiegava tutto quanto, ci sembra che sei vicino a me, dice, ma ci sembra le varici sono fuori. Comunque tu con questa applicazione scaricata camminavo un comico, no? E c'erano questi tre tesori che dovevi trovare. Nato era Roberto Carlin e nato era a Casato Cola. Però non è che la trovava o veramente, cioè nel senso che trovava papà Cioconut, papà Roberto Carlini e a Casato Cola. Ma tu dici, ah, è logico, no, che si fa qualche struzzo, che secondo me sta pure lì, che Erit, ma c'è lui, ma come altro? Ma mettiamo uscire da ciò con tutto in due Comic Con Roberto Carlini che faceva o clonavamo e lo mettiamo in due Comic Con e pure in casa da Colo ma è una cosa virtuale no?
li trovavi in senso virtuale, ti arrivavano le notifiche con GPS e tu trovavi questi cose, ti pigliava e quando ne prendevi tre, tu te li trovavi tutti e tre, tornavi allo stand e te ne regalavano sti spilletti, questa era la cacciatura. Niente di chissà che cosa, però alla fine tu girando e girando tu trovavi questi con mi dai a lì cercare a lo stare, Roberto Calini, allo stare con tutto e gli inducesse no, li trovavo comunque parecchi loro l'hanno trovate e sono riusciti comunque a ritirare le spillette che a chi piaceva, a chi non piaciuto comunque è andata bene tutto somma. Silvero Fabio su un CD di 28 canzoni mica può fare 28 video, no, questo comunque credo che sia una delle possibili canzoni dove Clemente farà il video su YouTube, sperano, però voglio partecipare alla parodia. Ma sicuramente io spero innanzitutto che Is piglia e fa sta canzone, perché per che su 28 canzoni non fanno 28 video, però almeno 5 video e fanno, non fanno CD credo, comunque adesso ma sapete. Tu partecipo al video, tu basta Fabio, tu basta che a me mi scrivi un po' a Facebook, io tutti chi là che mi dicono Fabio voglio partecipare a un video tuo, io questo già l'ho detto ma lo ripeto molto volentieri, io me li segno un po' a un foglio no, non un foglio, come si dice, un Word mi segna tutti quelli là che vogliono partecipare, quando è il momento io chiamo tu e contatta tutti quanti e dico aiuto, allora rimane ci rimuovo, quindi io faccio sempre così. Scherzi telefonici, sei un grande, grazie per la condivisione del video di oggi. Non mi ricordo quale video oggi, comunque grazie, prego. Ugo Flaminio, Fabbrici Ciao, tan rata, una cusarella di soldi per fare l'applicazione, grazie pazzo, che penso proprio sì. Carlo Ferrillo, questo Tube Life stai spaccando frate, ma bellissimo di Tube Life piace assai, ma ne esce un altro, sto facendo un tiro, un sparo, poi faccio rimangono prima con da stasera sicuramente ce ne abbiamo un altro e poi voglio tenere su fatti sta parodia voglio che mannaggia morta fama che mozzo parla a me che lo riva favorire però anche là mi arriverà cioè stiamo preparando piano piano non vi preoccupate mantenete ma Cristian Balumbo c'è la prossima natura ma fa una Tube Life che passiamo 20 minuti con biglietti da metropolitana ma chi può fare che la là facetta noi in da stazione Mondo Santa col biglietto erano 5 in uno c'è una tarantella esagera ci stiano quasi cacciando alla fine quando io poi gliel'avevo pure detto a quello guarda mi fanno video sì poi fa capire ma quindi lui nave dopo c'ho attene proprio allora questo sarà caga mio cazzo perché questa è la sua chiamata ma prima si è visto no? Sì è lui caga mio cazzo eccolo qua è la sua chiamata è arrivato poco prima questa volta è arrivato un po' prima caga mio cazzo di solito adesso le 10 e un quarto invece oggi si è anticipato lo salutiamo caga mio cazzo per chi non sapesse tutte le live chiama e si è proprio così caga mio cazzo è un nome quindi nome di fatto lo salutiamo e aspetta un attimo ecco qua Lino Gino voi c'ero buonasera protettore dell'MD allievo di Carlino sì, ma discepolo di Carlino perché veramente io vengo da sotto a lui e massimo rispetto sempre per Carlino che sa viva Patana che così si chiama così Clementino e Fabrizio Mdino presente il nuovo brano Simbo tutti i cioccolute fosse bello tutti i cioccolute ma Alessio Enigma c'è una a casetta dove lo farai? Hai cacato? Ma che cioè, passa a una domanda così hai cacato dopo il Comic Con cacchi sempre no, i cacai cioè, pare brutto mo, perché sicuramente qualche ragazza in ascolto così facendo una cagata proprio grande o primo giorno mi pare però no cioè sì quello là ognuno da casa mia perché poi mamma mia torna a casa cazzo mi mangia no nato vogliono buttare o pazzotto dei biscotti ringo dei biscotti e si chiamano biciocco io si chiama biciocco ma non sono malamente cioè su buono però io so c'è un effetto a bocchi ma mi metto a casa da col perché chi lo butta a casa da col come mangi ciò mi devi come mangiare una pizzetta e a buon coglio se fanno un esperimento chimico in da panza mica poteva pure esplodere quindi la cacca fu la migliore delle ipotesi no? Flash Mob c'ero so gatta grande o video sta a 5000 megabyte ad arrivare a 1 giga nata oretta rincilla ai fan che stanno tranquilli rimane sciogli si rimane pure la giunta Ciro grande io ti ringrazio Ciro perché ti stai mettendo a disposizione per questa cosa io non la spiego ma tu le ringrazia prima allora voi dovete sapere che ieri ho la ieri mi ricordo abbiamo fatto vabbè, come al solito quando poi ci vedremo con Raffaele Pazza e Donica Leote e ci sei una tua che non ricordo il nome che mi scuserà poi ci a fare sempre stu cazzi freestyle no? Là mi fanno fare a fare su tutti fanno un beatbox così a fare così non so se fa comunque ci ultimo a fare su freestyle ecco e hanno fatto su freestyle che abbiamo parato malamente perché poi è divertente poi inizia a cazzare esagerare poi riesco a fare le rime
E comunque penso che, vabbè, l'ha ripreso Ciro Gattas, che mi è venuto a trovare questo comico, non voglio troppo bene, e ha fatto la ripresa. E quindi me l'ha da mannare, questa ma certo quasi tipo va mannare perché meno computer, non computer. Comunque me la manderai, io spero di metterla domani, questo freestyle voglio veramente, facciamo fare 4 sati, spero. In sede game, su un autobus c'è un napoletano e sale il conduttore dice Napoletano biglietto, il napoletano abbonato, il conduttore dice voglio vedere, il napoletano esclama bleffa, che è vecchio, è sempre bella. Gennaro Giordano qua ad azzeccata dice sempre se stessa cosa pure e mi piace grandi casa Caruto, non hai capito a cosa dice. Allora, Linogino, cioè, che ne pensi della grande casa Caruta di Decidio che si è fatto espellere dopo manco un minuto per prendere una casa Caruta, ma meglio per noi. Max Ender, cioè, ma sì, una casa Caruta è una connessione internet più veloce, la puoi mettere a volte laghi, ma che tieni la connessione dell'MD, non tenga la connessione dell'MD, ma tenga una connessione in merda. Sì, infatti, ma già veniamo, questo è un problema che risolverò ben presto, però fino a quando ci sentiamo, vabbè. Andiamo a dire, Pasquale Troncone, buonasera, c'ero figlio adottivo di Carlino, purtroppo solo adottivo, avevo dovuto essere sangue del suo sangue, però che già fa, purtroppo che già fa. Comunque figlio adottivo è anche una soddisfazione per me. Chi è questo qua? Scherzi telefonici sarebbe c'è un limitatore del nonno moderno, un guaglione bravissimo che oggi agisse su video e praticamente lui imita il nonno moderno, drogato, fa la voce proprio in monasa, poi sta fa proprio buona, ci condivisi su video, è molto bravo su guaglione, penso che all'inizio quando ha visto su guaglione che faceva queste imitazioni, pensa che era Dub Smash, no? Che lui Dub Smash che è l'applicazione che uno parla stanno in voce sotto a playback, invece è la Rui che faceva queste imitazioni, è stato proprio bravo, bravissima, sorpresa. Raffaele Alboreto, cioè, la prossima Tube Life l'ha detto prima, Raffaele, secondo me si è collegata tardi, la faccio cioè, già l'hanno fatto, l'hanno registrata, la già metto, la già pubblicata, ma prima rimane, la pubblico, in da settimane sicuramente. Vado dire che su sacchi commenti, non mi date colore, ma sono tanti commenti, non riesco a leggere tutto quanto. Gaetano Mazzella, che dici di bello? Cioè, su Paladino, che dici di bello? Che da un si fuori la capa, allora, fatta la geletta, lavatrice, la geletta, swittina, Fabio, boh, devi venire a quarti, a fare una spesa alle medie, sì, hai capito, allora, voglio a quarto, c'è sta un MD che è quasi come se fosse diciamo, la Mecca, no? La Mecca è, diciamo, è un luogo di culto dei musulmani, è un grande edificio, è la stessa cosa, sta MD quarto, quando passa a quarto, passa fuori a sta MD, voglio ma quasi scatta la commozione perché cioè, vedi proprio su RUS, no? E tutti questi fotografie dei prodotti, no? La scatoletta tipo Pumarolo, gustato, come si chiama, rossa rossa, no? Cioè, è proprio bello, è un'emozione, così guarda è un'emozione. Cioè. Ecco qua, allora, indietro perché ancora sicura Gesù visti cagata, getta apposta, andiamo avanti. Roberto, quando carico video della trasmissione a canale 98, Roberto Carlini, lo so che poi mi hai svelato chi sei, la tua identità, ma ti chiamerò solo Roberto Carlini, lo devo caricare, ragione, ma indazioni sono stato là quindi proprio lo devo caricare. Il video quando sono venuto a fare che la diretta, magari ma proprio una, ma cazzo, non tecnica purtroppo, ma proprio solamente, se no mi pigliano qua tutti. E effettivamente sta riferendo a quel video quando sono venuto a fare la diretta in quella trasmissione del mio amico, che è subito a fare diretto tipo 2 settimane fa, non mi ricordo, e la già carica un po' a YouTube, cioè un po' a Facebook, che qualcuno l'ha vista, e quindi correttezza meglio che la carico pure su Facebook. Allora, Cristian Palumbo, Bagnamagino non è cosa proprio. E chi da sai fatto il Bagnamagino? Non so, il Bagnamagino non è cosa proprio, ma come si ha vicino a te? Non è cosa proprio, sai che pure l'ha azzeccato un Google, no scusa, è scritto un Google, no, ma chi lo fa su Bagnamagino? Ma è solo una canzone, se ti riferisci a quella canzone che abbiamo fatto l'anno scorso, è solo una canzone. Chissà si chiama Fetillo in fiamme, voglio, ve lo giuro, si chiama così, Fetillo in fiamme, cioè a culo peloso si imbasta da Fetillo in fiamme, vabbè. Non mi immagino il prossimo nome, cosa sarà? Il santuario quarto, il santuario di a quarte una specie di santuario, quando passa la foto, non so se esistono MD ancora più grandi di quello, ma questi quarti è il numero uno per me, fino a mo'. Ma o migliore sono mica tengo pure l'asciugamano nell'MD sì, perché tu me l'hai mandata la fotografia dell'asciugamano nell'MD a Cicela, quando me l'hai detto però pensavo chissà che cosa, anzi mi ero immaginato un asciugamano romano giallo e una scritta MD proprio che spiccava, no? Proprio rossa, cioè roba
tu giuro in coppa a Roberto Pallini veniva a casa tua e ti pregavo, cioè, no, regala a me perché si va a stagione, no? In estate a mare, con una scivolata dell'MD, secondo me è il top del top. Voglio per carità, mi portano un bello termos, capo un guaglione pure netto, una specie, sì, era un termos, una busta dell'MD a termos, bellissima, una cosa assurda. Cioè, proprio, ma quazzi pigliate questa roba, intendono quazzi, e baghettino da su quazzi dell'MD. Allora, ho domandato, scusa, ma c'avevi il catalogo, no, 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 nudo, ma non è un guazzo, ma lasciato vedere, non è una scheda, non è niente, non è genio, non saluto, ma spera, solo abbasciato mi sono così, non lo so, ditemi voi, che frequentatori di MD di tutta Napoli, ditemi voi si sono abbasciato mi sono così, vabbè, infatti l'MD la MIT, magari Salvatore Borghi, Salvatore Borghi, cazzo sta, mi perdi, scusa, Salvatore, Borghese, c'ero, ti ricordi, sì, ma ricordo Salvatore, scusami, sì, sì, ci è spuntato comico, non mi ricordo, Forza Azzurri, c'ero un suo paziente nella puppetta tra un baffo e una narice, non tenga la puppetta, chi le sto facendo che sci sta a bar, allora si cazzi e baff, no, rompono un po' cazzo, diciamocelo proprio chiaramente, perché ogni tanto righetta proprio, cioè, fa così, sono abituata, ma ci mai fatto che ci stanno così, e quindi sono un po' diciamo, come si dice, effetti collaterali della barba. Allora, a Mareta avrei scritto Luigi Bossi, il prossimo anno a Maggiolini, a ciò che mi stai dicendo fatti Maggiolini, che cosa, che tu dicevi quando facciamo raduno facciamo a Maggiolini, ma non esiste proprio, perché siamo veramente là, abbiamo Nebbola e non mi pare caso. Io sono bloccati i commenti, stranamente, non lo so, visto che si è bloccato la live, ma non credo, non credo proprio, vabbè, comunque a Mareta, 10.000 che stanno a rete, alla lavatrice, e ci vediamo la settimana prossima, scusa fra la lavatrice, poi forse non mangi capito. Io ci sono bloccati i commenti su canale per pigliare con crunata, vabbè, questo no, sono sempre stesso. Mi sono bloccati i commenti, voglio una cosa proprio che non ci capita, forse da rinnovo. Aspetta, già rabbiano poco, aspetta, mi avvio, e non si parte, no? Ma pure se che proprio tu sbocchi nei commenti, tengo la paura che sto parlando su di, mi fermo un po', mi dico, ma freno un po', che dico, ma questo ma si sta parlando solo come lo stronzo è caduta la linea. Ma fammi morire un attimo, aspetta, che si sta revocando. Ma, immagini, io vedo sempre che sto in linea, qua a me dice sempre dal vivo, dice, qui non vorrei che... Ma, forse sono bloccato solo i commenti, aspetta un attimo, forse si stanno ripigliando. Si è verificato un errore, però più tardi, dall'anime di destra, allora, no, aspetta, forse sono ripigliato, forse sono ripigliato, ok, sono ripigliato, a posto, per un attimo ho temuto, ferai. Poi tu, dai, io sono molto, come si dice, combattuto, sono molto combattuto. Io sono stato mai un tipo per ricorrere che fa morta a Juve, ci fa morto Milano, ci fa morta a nessuno, perché, e ci ho sempre avuto una certa, questo quando ero più guaglio, quando ero Cirino, no? Prima una simpatia per le squadre italiane nelle coppe, ricetta. Poi roba è nata su fatta la Juve, tu non ci fa mai Juve, pure mo te sono confuso, non so se già è buono che una squadra italiana passa, oppure a da perdere, però dico la verità, essendo che anche a me fa piacere veramente per chiunque, parliamoci chiaramente, però voglio, cioè, è sfavorita la Juve, mi pacca a ralle, però comunque dovessero passare qualunque delle due squadre, a me fa piacere, qua c'è sta forse più Real Madrid, la verità, un po' più Real Madrid, sul fatto che a ragazzi io in ogni schifo, ma sta facendo schifo pure a me, tu quando schifo io a schifo pure a pensare, ma io non sono mai stato di questo, anzi, sono sempre stato per le squadre italiane che passino e che vincono le coppe, però mi sto diventando più già così, mi stanno diventando pure Gaetano Mazzillo, per quest'estate in che isola e città vorresti andare? Gaetano rimanesse tutto pizza, che a me piace molto viaggiare, mi piace proprio passare, rimanesse isole soprattutto, che vuole isole mi piace assai, ma pure a Ischia, Gaetano, pure a Capo, cioè pure a vicino mi si tenesse una cosa di soldi. A lavatrice ero pure dall'ospedale di Segua, addirittura perché sei in ospedale, questo non lo sapevo, mi dispiace, non so se stai pariando, oppure fu un infermiere, quindi mi sto impressionando, non faccio sapere se ti fatto male. Ugo Flaminio, Fabrizio Schifo, il ragonante, sì, effettivamente io solo odio solo per i supermercati concorrenti, ma non per le squadre di casa. Peppe, giro perché ogni tanto ti lecchi l'indice, in modo spiego, perché, infatti sei una bella domanda, che sei una domanda, infatti non voleva,
perché io, così sai, perché ogni tanto mi mangio il lugno, ma raramente, vi dico, io non sono uno di quei tipi che sta sempre in mano in bocca così, no, però ogni tanto pigli e cavallo e mi mangio il lugno. Quando mi mangio il lugno, ma non so se capita pure a voi, ma questa è una cosa personalissima mia, sbaglio a mi mangiare, perché mi faccio poco troppo sotto, ma non sotto sotto, un po' e allora diventa che un po' mi dà fastidio perché poi è come si sazzacasse un po' la pelle così, no? E allora intendo, e mollecca così perché me lo è un fatto lui fa un ci spiega, lo faccio così che mi dà fastidio che pare che si azzecca e mallecco che sei, niente di particolare, non so se lo faccio uso, se lo faccio sempre, e mia moglie anche Alex Labisi, proprio verso giugno, come hai detto prima, se vuoi cercare che sai qualcosa, sarebbe bello andare a mare tutti insieme o qualche o anche un raduno, basta che ci vediamo, sei veramente una bellissima persona, ma io voglio bene Alex, pure tu sei un buon guaglione, proprio ti ho conosciuto veramente, ma tutti quanti, oggi c'era una gissa, uno scostumato, non c'era, con casa caduta c'è Steve, però sempre molto educati, tutto quanto bravo, mi guardavo che faccio imbarazzato, pure io sono imbarazzato, sei imbarazzato quando ci hanno visto, però poi parlo sempre, così cerco come si dice, di togliere l'imbarazzo, no, che c'è sta, però pure tu sei bravo, tutti quanti, veramente, per me è stata una cosa bellissima, cioè, poveri. Quindi organizzeremo sicuramente una cosa, e soprattutto umana, proprio per carità, fosse proprio bello veramente, se c'è un pazzo, che capo, ci stanno pazzo, che capo, mi seno, però ci a capo mi seno, anche se è un po' lontano, però comunque mi piacerebbe fare una bella luna di mare tutti quanti insieme, ci appicciamo, già lo so, però posso bene giocare, che ne sai, a pallavolo, i racquet, non lo so, comunque variarsi, questa è una bella idea che mi piace molto. Lorenzo Gallo, peccato che i tuoi video non sono internazionali, sono manco nazionali, però case cadute potrebbe essere in Inghilterra Fallen House, no? In Francia Maison Tombée e in Spagna Casas Caídas. Casas Caídas mi piace, in spagnolo piace più. E poi pure il francese è male, Maison Tombée, Maison Tombée, come una Maison Tombée, non ci hai mai pensato di tradurre, bravo Lorenzo, che Lorenzo intanto mi è venuto pure a trovare, Lorenzo Calvo voglio proprio bene. Ah, Lorenzo, mannaggia puttana vergine, che si doveva ricevere, ma omaggio. Allora questa è una cosa proprio triste, perché io te l'avevo promesso, e veramente su una casa caduta, è veramente credo, ma non ho scuse. Ha già confessato sta cosa, mi sono scordato cazzo fogli che mi hai portato là in due stand. Allora sono mortificato proprio, infatti ha già chiamato subito a Guaglione Rosso, già ci non dice niente, ha sono scordato tutto cosa là dentro, non solo il tuo foglio, ma ho scordato pure che la cioccolata che mi ha regalato il Guaglione e che la Coca-Cola che mi ha regalato la tua. E quindi Lorenzo mi dispiace, ma dovete sapere che Lorenzo mi ha portato un foglio con tutti i dati, ma Lorenzo si fa ingegneria, si fa informatica, si fa cazzo fai, non lo so, matematica, ho portato un foglio dei video e visualizzazioni, gli iscritti, l'anno di uscita del video, tutti questi dati statistici, no, dei miei video, e io ci avevo promesso che a live la prima cosa che facevo era leggere questo foglio, figurato quando sono casa caduto, me l'ha scudato direttamente in ma io mi scordo pure la capa, allora non ci capito niente, raga, sono stati giorni di fuga, quindi veramente non è che mi giustifica, ma purtroppo non so, spero che sta ancora là che lo foglio, cioè nel senso che se l'hanno pigliato sicuramente i ragazzi, e appena ce l'ho avrò, ti giuro che lo faccio un video, lo faccio vedere perché è un fatto piacere. Allora, scusami, allora, allora, ovviamente ce lo si vota porto con me a Sardegna, addirittura Daniele proprio stasera di nuovo fa spese, di nuovo tutta questa Sardegna, ma credo, proprio io vi ringrazio, ma non preoccupate, ma vabbè, Gesù in misericordia tu sei tornato, c'ero quanti tutti quanti a maggio fanno il fioretto del cibo, io ho fatto il fioretto di seguire tutte le tue live, grandissimo Gesù misericordioso che io non dovrei avere più tempo, era già sincero, però se stai dicendo che le stai seguendo a me mi fa piacere perché tu sei stato uno dei primi che seguivano le live, quindi ci sta una certa reciproca stima, che diciamo, Eli Gloria, buonasera, grandissima Elisa e Mario che sono venuto a trovare con loro che veramente vogliono ancora più bravi, però c'è tu veramente, io non voglio quello, chi, tutto quanto è bello, bravo, guarda, cioè, una cosa bella, e pure la famiglia, voglio salutare perché già ci ho fatto un video, allora facevo struzzo, facevo Gloria, Gloria, comunque salutavo la famiglia Gloria, che non lo so, siete più belli come vi immaginavo, alcuni veramente siete più belli di come vi immaginavo. E Arustà, Daniele mette, no, c'è Rosa, da dice casa caduta è come si dice chapeau, effettivamente è vero, se tu dici
come eri in francese, tombé, tombé, ma dico, o così, casa caruta, però casa scaida, sape proprio quando andiamo all'estero, se ci inviterà di andare all'estero, sapremo chiamare il Casa Caruti in altre lingue, però Casa Caruti effettivamente è tutta una da musica. Sassi Roisi, Fabri si trova una asciugamana grande da mare con la scritta in medio gigante, ti chiama e te regala, ma io, guardi, io te la pago, se la trovi, io che la lavo, sarebbe un sogno quest'estate portare una asciugamana di questa a mare. Radio Stereo Napoli Web, Cielo ti sto seguendo dalla Sicilia Carmine, grandissimo Carmine dalla Sicilia, onorato perché voglio, che lo bello internet, non è limite, tu la Sicilia, là tu all'Olanda, mi seguivano, voglio, posti una tra space, bellissimo internet, è una grande cosa, io mi faccio allocare ogni tanto già carburato, devo lubrificare questa volta, Roberto Carlino, Casa Skydust secondo me è bella, Casa Skydust sì, è un po' più bello degli altri, il francese chiede un po' a froce, invece l'inglese è un schifo, però invece lo spagnolo mi piace, quindi lo spagnolo è più accettabile, e infatti mi è rimasto impresso Casa Skydust, là mi ricordo. Enzo Pirci, Casas Sgarrupatas, anche non è male. Max Ender, Ausfall Cacarut, Ausfall Cacarut, non mi piace Ausfall, non mi piace. Roberto Carlino, pure perché Napoli è stato influenzato dallo spagnolo, è vero, questo è vero, queste sono nozioni di storia, no? Diciamo che noi ci permettiamo di dare qua, pompare i casi miscimi, pure sempre ignoranti. Allora, Peppe Edin, elencando tutti quelli che sono venuti al comico, come stai dicendo, senti veramente una casa caruta, no? Mi fa sentire una casa caruta, però è bello perché mo, per esempio, vedi, oggi per la prima volta io leggo Eli Gloria, Mario Gloria, Luigi Boss e saccio che l'ho già visto. Allora, io su fatto già lo dicevo da tempo quando ci mi live, che dicevo, voi mi conoscete a me più o meno, cioè, nel senso che mi conoscete, mi sentite parlare, è come se, forse quando mi avete visto è come se erano compagni vostri, per esempio, però io a voi no, allora per me vedervi e sapere che mo Mario Gloria è chi lo Mario Gloria che io già visto, per me è proprio bello, mi sento ancora più, non lo so, mi sento ancora meglio, non lo so. Alessio Di Macero se costruisce una reggia dedicata all'MD, una statua, una reggia, non hai capito, ma come fa così, non canali, come fa così. Allora, Patricia, raccontaci un'esperienza in cui hai perso, lo so, hai perso, ti sei incazzato talmente tanto che hai bestemmiato Roberto Carlino. Ma non mi ricordo, ci penso tante volte, ho perso, però non mi incazzo mai proprio tanto, quando che mi incazzo, che no, quando perdo non mi incazzo, lo accetto. Raffaele Albori, dicevo, l'altra volta feci 10 domande sul video di Capri, l'avevi letta ma con il nome di un altro. L'avevi letta ma con il nome, non hai capito cosa che Federico, Luigi Bosso, cioè, non so se già te l'ho detto, ma anche se non mi hai riconosciuto, sono stato contento di averti visto e di avermi fatto una foto con te. Mai pure io sono stato contento, Luigi, sono stato proprio, mi dispiace solo che andare riconosciuto, mi dispiace. 1 million, come si chiama? 1 million 1926 Fabiano Equa, chilometri. Poi buonasera Fabri, ti saluta Chilo Panzarotta, antistress frate, buenas tardes, stasera parliamo in spagnolo, è troppo bello frate, il mio antistress. Max Ende, prime zanzare, prime gli astenne, non volevo parlare io, ho avuto molti zanzare, un po' di rovere, cioè questo esordio delle zanzare quest'anno, un po' di rovere, cioè cose, a tu fa trattare, hai fatto come i cani, no? Cioè, allora su fatto di zanzare mi dispone proprio, a me che è una cosa che dispone tutti, ma a me particolarmente mi fa sai usare zanzare spossare, pensa su fatto perché a me poi l'estate piace, infatti mo già sa che l'aria estiva, bella, voglio una cosa proprio che a me mi mette proprio energia in culo, ma da credere, no? Però su fatto di zanzare, a botta fuoco, ma cioè, come ci fa chissà, cioè, i morsi che mi fanno inferiore. Ilaria Gallo, ti ricordi di me? Abbiamo fatto il video per Tonino e Antonello, ci siamo abbracciati e mi ha offerto la casa dopo, così mi ricordo Ilaria, infatti bello abbraccio, poi, ma ci emozionava, mi ha fatto emozionare, ti ho fatto pure la casa dopo che intanto era diventata un brodo, perché padre in mano a 3 ore, era diventato proprio veramente un brodino, ma me l'ha giovuto nonostante era calda, vabbè. Sasi Troise, ce lo sai come si una Ausfall in tedesco, con che l'asciugamano si è trovata regalo, ma ha già fatto tutto, immagini asciutta in dall'acqua, capite che non smette un po' che l'asciugamano attorno alla vita, cioè asciugamano l'MD, secondo me ogni coppa ci piace scatta con l'applauso, lo voglio dire perché se minimo sta scatta una ola e se ne fa proprio tutti i bagnanti, se ne fa coppa asciugamano, perché cioè asciugamano l'MD, se passa. Allora,
Gesù mi ricordo, dovevo venire al comico, ma mannaggia, morto, dovevo lavorare. Gesù che bestemmia, dovevo lavorare, tutti i miei amici si sono fatti la foto con te, mannaggia, morto come sto schiattando. E vabbè, ma non ti preoccupare, ci sarà occasione, non ne camo muore, spero che non fa male, ma non credo che muore. Che bello, Peppe mi dice la zanzara feticista, è vero? La zanzara feticista non prima, ma di allora, cosa pensi dei gatti anali? Ma che significa cosa dei gatti anali? Chissà, domande assurde. Marete, eppure è vero Carlini, chissà, dai, poi mannaggia che si commenta. Vabbè, andiamo un po' indietro, Roberto Carinezza Croce, Forza Azzurri, volimmo che così Piette quello che fino ha fatto, Piette quello purtroppo per me, perché voglio bene che non sta qui, ma sta in Sardegna dalla fidanzata, e purtroppo sta là, sta in Sardegna, sono trasferito, sono rapito in bar là, quindi non voglio, l'hanno persa, nel senso che non lo rivedremo per un po' di tempo, gli auguriamo buona fortuna a lui e la sua nuova avventura, però purtroppo non c'è stato. Io poi è mio cugino, quindi figuratevi quanto voglio bene, quanto mi piacerebbe che Is si staccare, facessimo i video insieme, però gamma fa, non c'è stato, cosa può fare? Nicola Silvestro, siamo grandi Fabio, ci siamo visti al Congo insieme al gigante buono. Ah, sì, mi ricordo che a parte che sono venuti 4-5 giganti, ma mi ricordo il gigante buono, così l'ho nominato, non voglio una build praticamente, poi era buono, però una faccia dolce, era molto buono. Viva Patane, c'era una puntata nipote Omar, cosa fa gente l'MT, ma non mi riuscite a usare, lo sta facendo l'MT, non l'ho mai visto, però potrebbe essere che se si pozza passa, niente si va fuggendo, vabbè, ovviamente, pure tu, si muove e si fa, no, mettendo a rischio morte con salvagente dell'MT, ma può essere un buon salvagente, la colpa è tua. Chissà, si chiama Gerardo Mondiale, bello, c'è cosa ne pensi di De Sciglio che è durato meno di un bimbo e già l'hanno passato alla scoperta di UPON, cioè veramente è stato proprio io penso forse sia stata l'espulsione più veloce della storia, forse, probabilmente non lo so, ma pensi sì. Raffaele Alborio ce lo doveva al mare, voglio chissà, non lo so, mi sa scorso da Gaiola, giù alla Gaiola, oppure c'è Maru Cazzè, o lo spiego, giù Posillipo, c'è sta praticamente una strada tutta che porta giù a questa si chiama così, la discesa della Gaiola, piccolina, tranquilla, a me piace la bacio perché cosa tu hai uno, sta buono, molto bene, il mare è anche pulito e si sta bene. Tu la spiaggia è piccerella, si può giocare a pallone, si può giocare, cioè deve fare solo un bagno, poi, vabbè, comunque Roberto Carlini dicevo qual è il nome più bello, no, il rumore più bello che hai visto, si riferisce a quella mitica intervista di quella che aveva visto quel rumore. Alex Sabise, Fabio, già stai incominciando a bestemmiare le zanzare? Io sì, e siamo qui perché t'agita giù un mozzo po' pulito del piede, non so che c'è tu già ho incominciato a bestemmiare. Giuseppe Montano, Fabio, ma non lo stai guardando benissimo, come guarda, sto facendo la live, come faccio a guardare benissimo? Ma dopo, fra poco, quando finirà, fra 20 anni già sono fatti 10 e mezza, una cosa incredibile. Io, ragazzi, 10 minuti per quanto possa passare il tempo quando si fa la live. Comunque no, pensare dopo magari poi finisce l'11 e mezza. No, finisce a mezzanotte, finisce anche tutto. Faccio sempre così, quando faccio la live e sta facendo Medizud, poi mi vedo il secondo tempo di Medizud. Aspettate un attimo, volevo vedere una cosa, scusatemi. Ok, a posto, aspetta, ho visto sta cosa, eccola qua. Olè, no, pensavo sentivo un rumore per strano, come ho detto a posto. Chissà, ma magari che si toma chissà tette o culo, prima i ciucchetti, i gatti anali, ma fratello, non stai buono, no, vabbè. Comunque c'è la mondiale, comunque si troppo c'eri sotto, c'eri, comunque si troppo frisco, ya che si può fare? Ah, ma che cosa può fare? Cioè, non so a cosa ti riferivi, cose che prima non mi ricordo. Il mandrillone, si chiama. Poi Fabrizio Don Giuseppe quello della carta di Yu-Gi-Oh! Ah, grandissimo, grandissimo. Sei un grande Pozzo MD, allora sei stato tu che mi hai buttato che la carta dell'MD, che veramente è stata la mia, me la usavo anche per fare delle battute, e dicevo, questa carta apre tutte le porte, quando arriva questa carta dell'MD è stato un regalo bellissimo, e io ti ringrazio Dani, veramente. Ma Nagide, sono rimasto troppo entusiasta di questi 4 giorni, scusate sul big esempio che sto ripetendo spesso, ma sono stati 4 giorni molto belli, veramente belli. Giuseppe Montano, ma non c'è la possibilità di vederti a Made in Sud? Sei guardato, no, ma io ti dico la verità, ma vi svelo questa cosa, vi svelo, chissà cazzo vi svelo, no?
praticamente a settembre fanno i provini, e se ne fa a settembre-ottobre, e se ne fa i provini non di Made in Sud, ma di, come si chiama, a Made in Sud, no? Cioè, loro c'hanno questi qua che stanno a Made in Sud e poi fanno un laboratorio comico che sarebbe, diciamo, i comici giovani, tra virgolette, giovani, che non stanno a Made in Sud, che si esibiscono, è come fosse la primavera, che sa, tipo un Napoli, no? Sto Napoli, poi la primavera un Napoli, cioè la squadra dei piccoli. Ma lo sai, volessi a fare provini per chi sti qua, no? Per andare, o trasindare su cazzo di giro, o farò, perché cazzo ne foto, tengo la ruota a fare solo se mi pigliano bene, se non mi pigliano bene, no, ci voglio provare, perché no, perché no, ci voglio provare. Ma poi si parla a settembre-ottobre. Cristian Palumbo, c'era peccato che a sti 4 non abbiamo fatto un bagno che ha casato colo, andiamo a un bagno che ha casato colo, anzi, facetemi una cosa, cioè uno sketch piccolino, girammo, con una casata colo, perché non voglio buttare una casata colo che la lero ride, no? Praticamente io la dovevo aprire a un certo punto e a rapetta casata colo, ma metà finivo che casata con un coppo in mano, io ma dai grido, sazzicare in mano, talmente un zucchero, no? Che ci metti in quella, cioè tenevi in mano cose, non era capace di, cioè non potevo dare più la mano a nessuno, se era fare una stretta in mano, no? A riuscire a mazziccare con una mano vicino alla manina, non ci staccavo più, che mazzicchi in mano, con sta casata colo. Vabbè, tralasciamo questa cosa della casa d'oro. Gennaro Giordano, allora, Cristian Palumbo, tu non ce l'hai portata, hai fatto Singer? No, non lo so se me l'ha portato, me l'ha portata. La lavatrice, il direttore dell'MD si chiama Angelo Dell'Anna, che sicuramente sarà reverendo Coc Seed, sarà in coppa Coc Seed. No, oggi mi ha mandato un'amica mia sempre di Facebook, Titti De Vizio, che non so se ci sta guardando, se ci guarda rimane, la saluto, mi ha mandato un video praticamente c'è l'MD, ma io non lo so, cazzo la pigliato su perché poi pure ci pare un paio di l'MD, ma non le trovo. Invece l'ha trovato che all'MD l'anno scorso facette Happy, no? Facette flash mob a canzone Big Cosma, Happy, capito? A tu quando a fare su flash mob. E anche all'MD, che c'è a nord, nella sede dell'MD, hanno fatto Happy. Ma la avrei, caso me lo pubblicherò, sicuro, su Happy fatto dell'MD che per noi è proprio sai, è il migliore Happy secondo me. Giuseppe Montano, lo speriamo superi i provini perché ci vuole una persona come te a parare su programma che sta diventando abbastanza modo forza cero. No, ma sai che questo è un discorso infinito, però allora sai che purtroppo oggigiorno la comicità, soprattutto quella televisiva, richiede certi meccanismi, no? Perché tu sai perché è monotono? Perché io ti spiego perché sono sicuro che è così, no? Nel senso penso che sia così. Perché loro là dentro, sai, tutto che hanno fatto, cioè ci sono questi personaggi che hanno sempre questi tormentoni, che hanno chi li piezza, no? I battute non so sempre stesse, le cambiano le battute, però più o meno sono sempre gli stessi meccanismi, sempre. Perché? Perché tu ti rimane impresso, perché per esempio, che sai, sai, chi dice assassina, sai che la cosa ti rimane impressa a te, là dice, che sai, qualcosa dorme, so, sono sempre quei meccanismi. Allora, la televisione non ti permette, per esempio, che sai, ci mostra se faccia live, no? Per esempio, allora mostra un un'ora carico che lo cazzo, gli ne dà, ne caccia fuori, dormentona, cioè, allora, è bello avere quella padronanza, capite? Dici che cazzo vuoi tu. Invece metti in Sud comunque ogni comico tiene 3 minuti, a da fare il personaggio, non è che poi dice a da dire che cose, allora è molto schematico come comicità, e allora a volte può scocciare, perché tu vai a fare se dici sempre sì, cazzo, è così, quindi la comicità televisiva, c'è proprio la televisione che ha comicità, che secondo me è proprio d'accordissima, capito? Questa è la mia idea, vabbè. Vincenzo De Lucia, c'ero stamattina, ho ascoltato Radio Kiss Napoli, l'MD era pubblicità da Massimo Lanizzi, io non ascolto la radio, però mi hanno faccio di Massimo che cazzo, vuoi che Massimo Lanizzi, ma io sono sempre una casa caruta, però, cioè, ma l'MD voglio, non so a cosa, ma io sfido, io ancora credo che a noi si martellamo malamente, noi non chiamavo forse sarebbe una soddisfazione amica, noi mettiamo l'MD e dici no, guardate, no, perché mi ha fatto soffrire per anni, dove io vi ho sponsorizzato gratis, ma ti chiamate e mo vi dicono, fa bocca che non piglia soddisfazione, no, sarebbe un onore sponsorizzare l'MD, mo dico che si ama, sta sentendo qualcuno, c'era il miglior White Wolf, c'era il miglior personaggio di Piedi in Sud, a me personalmente piace Cardamone, mi piace proprio Tonino Cardamone, mi piace tanto, e mi piace proprio Gino Fastidio, sai, proprio questo personaggio di quest'anno, l'anno scorso mi ero tutto poco cazzo, ma ci sembra che il cantuccello, ecco, invece quest'anno che sta facendo il personaggio, fa tra Munezzo, a me, che poi Gino Fastidio, voglio, è proprio comico, cioè, cioè chi è proprio comico, cioè, quello è un comico, tu, cioè, tu quando sono tutti i comici, ma Gino Fastidio è proprio nato, so, chi di più nasce che fanno ridere, cioè, sono comici che Gino Fastidio su Mirtka,
e ti dice che quello che ha fatto stamattina fa ridere, perché persone che fanno ridere proprio, quindi a me piace assai. Guardiamo oggi, fastidio, ma poi pure gli altri mi piacciono, però forse non mi piace quello che fanno là, perché che tu dici a me, insomma, si va a vedere vicino e sono più liberi e tengono più tempo di parlare, e chi se voglio sono tutto quanto bravo, sono fortissimo. Però magari quello che fanno là, a me da voto non mi piace assai. Questo. Comunque, Antonio Capasso, dice, ma sta live vai bene, che casa caruto in YouTube? Voglio, oggi famoso sarà connessione. Dopo pagherete un attimo, poi sta andando Antonella Soppolino e Raffaella Bori dice c'era un freestyle, un freestyle ma solo come no? Però vi ricordo che devo caricare questo video, questo freestyle che abbiamo fatto in uno comico che veramente secondo me riuscì a dire sapere che varisce, vabbè, comunque lo vedrete. Fetillo in fiamme, cioè, non puoi farlo su freestyle, ma non posso fare solo io freestyle, fa solo io, posso fare solo io freestyle. C'è una musica nata che fa una cosa, non dico solo tu. Ah, allora, da lì le mette, c'è un moto venga a cercare a mare e a troppo non è più poco a follare, che cazzo c'è, guarda, ricavata, non ho capito cosa hai detto, rivoluzione, vabbè, magari un attimo. Eh, da lì le mette, Carli, ovvero in a casa Caruso si usa solo il DAT 5, è stata parlata solo il cangop, non lo so, mannaggia come un bottone si è fatto tutto blu, scusatemi, ah, ma che shit, non riesco a capire, vabbè. No, ho fatto quando fu freestyle, ma è stato raga, non lo posso fare, non lo farò, quindi non insistete. Raffaele Ascoli, se a me Gioca Sito non mi piace, i migliori sono i Comorroidi, non... ah sì, vabbè sì, poi, ovviamente quando fanno i Comorroidi, ci stanno, scusate se mi dimentico dei nomi, ma a voi, come si chiama il gruppo che fanno i Comorroidi? Asciugato Rom, ditelo voi, ragazzi, ditelo voi, ditelo voi su, vabbè, su mondiale. A me mi ha sempre fatto ridere, sempre, ma poi io li seguo quando ero piccolo, sono cresciuto proprio, ditelo voi, e so forse quando fanno i Comorro soprattutto, però per esempio quando fanno i vampiri là, no? Non mi piace una stagione, bravissimo. Gennaro Giorgio, quando metto video che facevamo comico l'ultimo giorno, ma qual è? Perché non mi ricordo, perché hanno fatto un sacco di video, quindi non mi ricordo, ricordami qual è perché non mi ricordo. Sassi Troisi, dicevo, ma diceva, è la marca più bella è la Malaga, no Malaga, Malga Paradiso, sì. Malga Paradiso che fosse la marca del latte e l'MD, cioè non solo del latte, ma dei latticini in generale. E fu bello, come un'unica mi scrivetti in chat, ci ha detto Fabri, buonanotte Fabri, mamma che fa una super latte e l'MD e ma comunque e poi mi ci ha detto tipo, guarda, messo il latte e l'MD e poi acqua, no? Una cosa come ci ha detto solo a me che la sera, quando mi ci ha detto, che pensavo poi passo fatto, che effettivamente questo latte e l'MD è molto chiaro e secondo me i figli e bucchine regnano diciamo, più della metà di latte, e poi dopo ci mettono l'acqua, so, questa è la mia idea. Allora per sparagnare non giocano tutto latte in, che chissà di quale animale è poi questo latte dell'MD, non penso che si mettano a più latte di mucca che costa come 20 centesimi il latte dell'MD, quindi non credo che sia latte di mucca. Vabbè, comunque, che stiamo dicendo? Poi fra poco chiudiamo, perché il tempo vola, ma ci siamo fatto pure di più. Ma no, poco cosa, perché io certo non ce la faccio a parlare, parlo, ma non è più poco, quindi perciò dobbiamo chiudere, ma si scatta la serata. Ilaria Gallo, per vedere la nostra foto, Maronna, Ilaria Gallo, ah, per vedere la nostra foto al comico cerca l'hashtag casato con la MD, ti voglio bene, ma non so se lo vedessi qua. Ugo Flaminio, che dice, un Apple che fa in Europa League, tanto su 4 case su Dnipro e oggi un sottovalutiamo questa squadra perché non si sa, poi spero che il Napoli veramente vince questa Coppa, questa Europa League perché voglio che ci è rimasto. Ma c'è tu, Ciro Famisano, frate, mi è andato per 2 giorni a Comico e non ti ha visto una casa caruta. Io sono andato ieri e ti ho incontrato appena sono tornato a casa, faccio un po' di casa caruta. Andrea Sorbolino, sei nomi tutti i pezzotto, sì, sì ma però mangia aggiornando poco, oggi c'era, sono rimasto poca rete perché stanno uscendo nuove cose. Gerardo il mondiale, cioè devi ritornare a fare le tue parodie, tu dici che stai aspettando solo te. Poi io faccio che questa parodia in mano uscirà quanto prima, cioè quanto prima posso fare. E poi tengo una viene a bomba, tengo i bomba, se mi riescono come righi, lo faccio divertire e sono parodie stile vecchio stile. Alfonso Bosco, ma riposo solo una mezz'ora per mangiare se fosse in Spagna con specchio qua, ma c'è una cantavo che emozione, metto lui tre guaglioni che sapevano a memoria, no? Ma la cantavano, che è una cosa assurda, chi è inducesse in stanza messa canzone, e poi sa vedere che qualcuno la canta, addirittura, è stata una cosa bella. Alex Sabisi, Fabio, non dirmi niente, ma devo andare, no, ma pure, no, qua. Mio padre ovviamente usa il mio PC, grazie per questo live, ci hanno fatto un'ora di risate e semmai ci sentiamo in chat dopo, altrimenti buonanotte.
Ma un bacio Alex grande, Alex da Castellammare, voglio, non è poco. E poi c'è sta Ilaria Gallo, è vero, giù non potevo taggarti perché non ti tengo tra gli amici uffa, mannaggia, morti là, mi dispiace. Allora c'è su casa dopo l'MD, lascia io ci provo e se la trovo la fotografia. Ma non, allora, se non mi puoi taggare perché non mi hai negli amici, ma scusa, non la puoi mettere nei commenti, per esempio, che ci sta parecchi loro mandami se fa la fine nei commenti di qualche stato che ho scritto. Tu alla mettere così, che penso che forse la puoi mettere. Lorenzo Calò, odi tutti i supermercati, Carrefour, Conad, Sigma, eccetto il nostro MD, grazie cazzo, loro sono concorrenti, frati, per logico che amo solo l'MD e la mia vita. Roberto Carlino, sono Cerruno, Paladino dell'MD, quando accatta Castacola la prendo tutti, questa è la prima frase sul freestyle. Tenga voce perché posso solo in una cosa. Vincenzo De Lucia, ma Tony Tam ha fatto concorrenza, non c'è niente. Tengo una fotografia con Tony Tam, è stata zitta che l'ha già pubblicata ancora la foto con Tony Tam. Noi infatti mi emozionato, molto emozionato perché ho visto Tony Tam che per me è stato ma che dico, cioè, non lo so, non dico mai idolo, però per me è stato un idolo. Io la prima volta che mi sono detto una canzone di Tony Tam, io mi sono 16 anni sotto, mi sono conosciuto, teneva tipo 13 anni, tu dici, ma è una cosa assurda, cioè, è stato uno dei, guardi, secondo me si è riscritto qualche parodia, è stato anche per merito suo, perché sentendo le canzoni di Tony Tam, a me, cioè, io ci potevo pensare a questo tipo, perché stavano abituati a queste canzoni normali, e se questo tipo facesse canzoni così, sai, non ci potevo pensare, cioè, ma che sto per fare, vabbè, troppo bello, cioè, e se statistica se uno ha fatto questa cosa di canzoni, fa i cagni e parole delle canzoni, bellissimo, è stato emozionante, però si è flashato, perché ovviamente si sa che c'è lo faceva fare, cioè, era molto, capito, ti trattava così con sufficienza, perché giustamente, comunque quando uno è così a quel livello, vabbè. Comunque, Gerardo Mondiale, Ciro, mi fai un gran piacere, mi saluti Ciro Ottuso, sì, a me, e gli mandi un bacio e gli dici che sei, che adesso, sono qui Ciro, è un video che sto parlando di te, a pochino Ottuso ovviamente, giustamente, è un tuo grande fan e si sta per operare, mi dice questa cosa, io spero che tu fai un'operazione che vada a buon fine, saluto Ciro, ti mando un bacio, ciao Ciro, e guarisci presto dopo l'operazione, ciao Ciro. Remo Vedricci, buonanotte, Ciro, rimane tenga la sveglia e siamo a Maronna, rimane e metto la foto che ci siamo fatti. Grande Remove, Rage, capo, non so come ti chiamo veramente. Ti saluto e buonanotte. Se non mi fatti pigliare la collo, sabato dopo oggi, non hai capito. Quando non mi riconosci sabato, ma da git già all'inizio, non so se tu hai seguito, ma io non vado a vedere tutte le fotografie con te, di chi chatto, capito? Non è che vado a vedere le fotografie, perché se no non voglio già, cioè, io rispondiamo, parliamo, non mi ricordo nome e cognome, ma non è che mi avrei proprio tutte le foto di cavolo, lo sapevo che questo non c'è. Ma io già attaccare, cioè già attaccare non è che sto a telefono, ma già attaccare devo chiudere perché praticamente mi ha di mettere un caricabatterie, fra poco potrebbe cadere la linea, quindi vi saluto. Ci avremo l'11, voglio sempre alle 21:30, sempre cango a YouTube, poi metto il link a Facebook, e voglio, grazie di tutto, di tutti i giorni, che siete venuto comico, non voglio bene, che ci siamo conosciuti, è stato bellissimo. Saluto e voglio saluto pure a chi la che una diretta sempre indifferita perché voglio bene che seguono questo fatto della diretta. Voglio saluto, mando un bacio, è stato buono, fammi